Un avvertimento in stile mafioso: computer, accessori e archivi digitali rubati, porte distrutte, vestiti e cibo sparsi dappertutto. È successo al Kidame Campus, la comunità di Don Luca Favarin, che accoglie soprattutto baby pusher, cioè spacciatori minorenni, galoppini dei venditori della morte, ragazzini in genere tunisini e nigeriani. Qualunque sia la loro nazionalità, sono presi, portati qua e costruiti per diventare macchine che portano e trasportano droga o fanno microcriminalità. Perciò voi date fastidio a qualcuno, insomma. Ma probabilmente sì, ma diamo fastidio probabilmente a tanti, ma non è questo il problema è che essere dentro a un tessuto sociale della città con un problema enorme, che è quello della criminalità, che è quello della tossicodipendenza, che è quello della vulnerabilità di una città che soprattutto di notte, soprattutto nelle zone periferiche, soprattutto nelle zone d'ombra, è in mano a queste mafie locali, a queste mafie internazionali, a questa criminalità che usa la manodopera veloce, a basso costo e ad altissima efficienza come quella dei minori. La bassa manovalanza della criminalità a Padova è un problema grande e delicatissimo, dice Don Favarin, sconosciuto ai padovani. Ai margini della città, lontano dalle cupole e dagli uffici del centro, l'equipe del Kidame Campus, insieme alle forze dell'ordine, strappa i minorenni burattini dalle unghie dei mangiafuoco della criminalità organizzata e gli fa una proposta di vita. Quando il ragazzetto che entra in comunità è combattuto nel suo cuore, nel suo animo e deve scegliere tra l'essere criminale o l'essere un ragazzino. A volte si vince, a volte si perde, quello che è importante in questo momento qua è l'esserci con professionalità e con consapevolezza.